Inauguriamo oggi la nuova infrastruttura digitale e il nuovo data center di BIC, delle infrastrutture all'avanguardia al servizio delle imprese insediate all'interno dello storico incubatore di Trieste, attivo fino dal 1989, che oggi ospita 35 imprese con circa 370 addetti e sviluppa un valore della produzione di quasi 86 milioni di euro, e a disposizione anche delle aziende del territorio che possono utilizzare questa infrastruttura per gestire i propri servizi digitali più avanzati in maniera sicura, affidabile, con delle prestazioni elevatissime che difficilmente, in particolare le start-up, potrebbero permettersi autonomamente. Quindi un'infrastruttura comune, ma che garantisce ad ogni impresa una assoluta segregazione rispetto agli altri dei loro dati e la permette di gestire, in particolare per le attività di ricerca e sviluppo, le configurazioni più avanzate delle infrastrutture digitali. Noi operiamo, oltre che con le 36 aziende insediate, abbiamo un ecosistema di moltissime aziende con cui cooperiamo su vari fronti, offriamo loro servizi ad ampio spettro. Oggi però ci concentriamo su questi servizi digitali che sono quelli maggiormente richiesti in questo momento dalle imprese, in particolare perché il Nord-Est ha una densità non solo di start-up innovative, che è la massima in Italia, ma una densità di start-up innovative che operano nel digitale. BIC è qui in Via Flavia, è aperto tutti i giorni, quindi potete venirci a trovare in Via Flavia 23/1. Trovate il nostro sito web www.incubatori.fvg.it oppure telefonare al nostro numero 040 899 21. Sono Matteo Mottica, CTO di M4 SRL, ci occupiamo di servizi informatici per la raccolta differenziata e di analisi in vitro in cambio biomedicale. Abbiamo partecipato a questo progetto in quanto gran parte dei nostri sistemi richiedono non solo la manutenzione ma anche la formazione online e la necessità di infrastrutture tecnologiche e di connessione ad alta velocità rende possibile un installato di 1000 dispositivi in tutta Italia e una possibilità di fare una manutenzione nell'arco di 24 ore indipendentemente dalle condizioni. Basta spedire il nostro sistema Avatar e con quello viene connesso ai dispositivi e noi da remoto possiamo fare tutta la manutenzione in sicurezza, avendo anche un feedback diretto da parte degli operatori remoti. BIC nasce su spinta delle istituzioni pubbliche con un accompagnamento importante negli anni da parte della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso Friuli SPA, ma nel 2021 c'è stata la svolta con l'ingresso, con la rilevazione di tutte le quote da parte di un soggetto privato che ha deciso di far crescere il territorio, e questo a dimostrare che da una parte il pubblico ha fatto bene a sostenere questo incubatore per tanti anni, dall'altra parte c'è un privato che crede in questo territorio e crede che sulla crescita delle start-up innovative in Regione Friuli Venezia Giulia e in particolare a Trieste si possano fare affari. E l'infrastruttura di oggi ne è la dimostrazione, perché ancora una volta il privato che è arrivato ha voluto investire nuovamente con un'infrastruttura digitale importante al servizio delle imprese per farle crescere ancora di più e far invertire una tendenza, quella di una città e di un territorio che storicamente ha un'altissima densità di istituzioni scientifiche sul territorio, di ricercatori sul territorio, ma che molto spesso non è stata capace di far crescere quella ricerca tramutandola in impresa.